velocemente, oggi gli esami, vi siete organizzati, sicurezza, ecco, ci dica qualcosa che meriti il risalto al Foderà e alla vostra attività didattica. Che sono state attivate tutte le norme di sicurezza, abbiamo tutti i dispositivi, stanno svolgendo in tranquillità gli esami, quindi tutto a postissimo. Ecco, un anno particolare anche al Foderà, come è stato vissuto in generale? Allora, naturalmente i primi giorni, quando è stata avvisata la malattia, diciamo il Covid, fortunatamente, come si sa, da noi non ci sono stati casi, comunque l'abbiamo vissuta con la cautela, abbiamo attivato tutte le normative, quello che si poteva fare. Poi siamo andati in smart working, per cui siamo stati a casa per quello che si poteva fare, lavorando da casa, anche il personale ATA ha lavorato benissimo da casa. E gli insegnanti hanno attivato la DDA, quindi la didattica a distanza. La vostra scuola ha dato particolarmente risalto alle segnaletiche che vediamo per terra, per il distanziamento. Ecco, come mai e quanto sono importanti in questo momento? Sono molto importanti perché effettivamente bisogna stare attenti, bisogna stare sempre allerta. Il nostro segretario e il nostro preside si sono attivati appunto per mettere in sicurezza chi transita nel nostro istituto e anche i lavoratori del nostro istituto. Questa mattina i ragazzi hanno rispettato le tempistiche relativamente agli esami e al preesame? Sì, sono stati tutti molto disciplinati, arrivano, firmano il registro del transito nella scuola e poi l'autocertificazione. Stessa cosa per le commissioni, stessa cosa per i lavoratori che sono in sede al Foderà. Il nuovo anno come lo state preparando? Il nuovo anno sicuramente con le stesse norme che stiamo attivando per quanto riguarda gli esami di Stato, sicuramente ci saranno il distanziamento tra gli alunni, questo lo faremo ovviamente in corso d'opera quando riprenderemo a lavorare tutti i giorni, se non andremo di nuovo in smart working, con naturalmente la sensibilità del nostro preside e del segretario.